Ci sono delle questioni urgentissime che chiedono il massimo impegno da parte delle istituzioni, del governo in particolare. Uno che affligge il problema delle madri all'interno delle carceri, ovvero di chi è detenuta e all'interno del carcere ospita anche il proprio figlio, che sotto i 3 anni può rimanere con la madre, però noi chiediamo che vi sia la possibilità di queste detenute insieme ai propri figli di passare la pena all'interno di una casa protetta, una casa famiglia, quindi in una condizione diversa, più dignitosa per la dignità stessa della madre e del figlio. Poi c'è ovviamente anche il tema conosciutissimo del sovraffollamento all'interno delle carceri, che tocca appunto del 153%, ad esempio all'interno del carcere di Montorio a Verona, che è stato oggetto anche di accessi, di interrogazioni e quant'altro da parte della politica, quindi è anche un messaggio che noi vogliamo lanciare ad alti livelli proprio per fare in modo che vi sia una consapevolezza innanzitutto all'interno di quello che succede nelle carceri, della questione femminile nelle carceri e di tutto il problema poi relativo anche alla carenza di personale, perché anche qui parliamo di numeri devastanti sotto il profilo sia degli agenti della polizia penitenziaria che lavorano e sono sotto organico, ma anche degli educatori stessi, e quindi ci chiediamo, mancando gli educatori, quale possa essere la funzione rieducativa della pena, come previsto tra l'altro soprattutto dalla nostra Costituzione all'articolo 27, e lo ricordiamo tutti. Oggi hanno partecipato anche delle associazioni che operano all'interno del carcere della Giudecca, ad esempio, e anche associazioni riconosciute a livello nazionale. Parliamo di Antigone, ed è intervenuta Jessica Lorenzon e anche Samuele Vianello per Nessuno tocchi Caino. Anna Manao, che opera all'interno della struttura della Giudecca, nel carcere femminile, quindi si occupa di attività ricreative, attività culturali all'interno della struttura, e Adriano Toniolo della cooperativa sociale Il Cerchio, anche lui si occupa con un'attività del tutto anche industriale, perché parliamo di una sartoria, una lavanderia industriale all'interno delle carceri ed è, insomma, serve tantissime strutture, tantissime attività del territorio veneziano.